Questa struttura è tra le poche che funzionerà quest'anno per la Sagra del Paese. Siamo a Pero di Breda di Piave e la Proloco ha deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo tornando ad organizzare l'appuntamento con il patrono per la prima settimana di agosto. Ma Pero è di fatto una mosca bianca nel panorama delle sagre di quest'anno. Come la vicina Roverè che festeggerà in tono minore San Lorenzo, chi sta organizzando dopo il passaggio del Veneto in fascia bianca è quasi esclusivamente chi ha struttura propria e di fatto già montata. Va sottolineato che sono poche le decisioni in questo momento irremovibili e tutte per eventi che dovevano tenersi tra giugno e luglio. Così lungo il Sile niente sagra a Quinto, niente sagra della Rosa a Cendon, così come la festa della Sardea e relativa discesa delle vasche da bagno. Per Silea tutto slitta a settembre con le 3 parrocchie unite sostanzialmente ad organizzare dei pranzi sociali su prenotazione. E non va meglio in Pedemontana. Ad oggi nessuno degli organizzatori delle sagre paesane del comune di Asolo ha comunicato l'intenzione di organizzare un qualche evento, anche perché le prescrizioni sono molto forti, le responsabilità anche di carattere sanitario sono veramente molto stringenti. Troppe prescrizioni e troppe variabili per organizzare eventi che di sicuro hanno solo i costi, così anche eventi storici, pur con tempi non certo stretti, hanno deciso comunque che quest'anno se si fa in versione ridotta come la Sagra dei Marroni di Pederoba. Non ci saranno balli, non ci saranno musiche, non ci saranno Luna Park, però sarà una festa che parte dalle proprie origini, che parte dagli inizi. Quindi venite ad ottobre a visitarci, ci saranno le caldaroste e tante altre piccole novità. Chi invece conferma sono le Proloco del Prosecco con in testa Col San Martino già al lavoro per aprire in luglio. Infine Montebelluna con il Palio. Il 4 e il 5 settembre a Montebelluna torna il Palio del Vecchio Mercato. Per ora sono confermate le 4 aree rievocative, la competizione è confermata e questo è un passo importantissimo per tenere viva quella passione che da tanti anni rende questa festa indimenticabile e importantissima per la nostra città.